Ecco, Emmaus, parliamo un po' di questo rapporto fra te e Papa Francesco. Il 13 marzo 2013, quando Papa Francesco è stato eletto, tu eri presidente del Movimento dei Focolari. Cosa ti ricordi di quel momento? Me lo ricordo benissimo quel momento, perché eravamo una settimana prima della elezione del nuovo Papa e un giornalista, non so spinto da quale motivo, noi stavamo preparando l'assemblea, c'era un momento di grandi preparazioni, sapevamo del conclave, seguivamo il conclave, i cardinali che andavano, che venivano da Roma, sapevamo un po' di tutte queste cose, logicamente. E questo giornalista si avvicina, scusi, nel giardino ancora, scusi, posso farle una domanda? Quale nome darebbe al nuovo Papa? Io ho detto, presa alla sprovvista, dico, Giovanni, forse, pensando a questo desiderio di ritorno radicale al Vangelo, proprio sempre più forte, sempre senza compromessi. Sì, forse. O forse Paolo, lanciato al mondo intero, a portare l'ideale al mondo intero, missionarietà della Chiesa. Forse anche Paolo potrebbe andare bene. Poi ho pensato un po', ho detto, ma mi piacerebbe che si chiamasse Francesco. Francesco, sì, Francesco. E mi sono fermata lì. Dopo una settimana, quando c'è stata l'elezione del Papa, ho visto come si è affacciato dalla finestra e ho visto un'altra cosa che mi ha fatto molta impressione, che non solo ha chiesto la benedizione al popolo, ma si è inchinato davanti al popolo per ricevere questa benedizione, profondamente inchinato. E poi ha detto, sono vescovo di Roma. Un vescovo vuol dire uno che è più vicino, uno che ti parla, uno che sta con te, uno che fa parte, che ti prende nella sua diocesi, con il quale puoi andare a parlare se vuoi. Quindi ho sentito questa sua vicinanza e dopo ho saputo che si era presentato come Francesco e naturalmente questo mi ha fatto piacere, mi ha dato gioia. Dopo il primo incontro è stato con Don Giancarlo Faletti, che in quell'epoca era il copresidente del Movimento dei Focolari. Ci ha subito accolto con una grande condiscendenza, con una grande accoglienza. Io ho sentito dal primo momento che siamo entrati da parte sua questo senso di casa, di accoglienza. Lui mi ha fatto sentire a casa, in una casa dove tu entri e non ti senti scomoda, ti senti comoda, ti senti bene, ti senti sistemata, non so come dire. E poi mi guardava con un amore, con una gioia e mi ha invaso una grande gioia. L'impressione più forte che ho sentito da quel momento e che ho risentito tutte le volte che l'ho incontrato è questo senso di gioia. La gioia di sentirmi davanti ad uno che era sì per me un padre che naturalmente ha amato, venerato, ascoltato, ringraziato sempre. Era un padre, ma prima di tutto era un fratello. Io mi sono sentita sua sorella e questo senso è rimasto sempre. Qual è stato il contributo di Papa Francesco nella vita, nel cammino e nel governo dell'Opera di Maria? È stato un contributo enorme, secondo me incommensurabile. Nessuno lo potrà mai misurare. È stato sempre molto presente, molto vicino. Ricordo che ogni volta che lo incontravamo, sia noi quando andavamo in udienza, sia altri dei nostri che lo incontravano, ogni volta quando poi ci riferivano quello che aveva detto, come li aveva incontrati, come li aveva salutati, avevamo sempre l'impressione che lui ci conoscesse molto di più di quanto ci conoscevamo noi stessi. Papa Francesco ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti, senza fermarci nelle strutture, ma a cogliere i segni dei tempi per attualizzare il carisma, lui diceva, ricevuto per il bene di molti, dandone gioiosa testimonianza. Questo lui ci incoraggiava sempre in questa direzione. E così anche nel suo discorso ai partecipanti all'ultima assemblea del 2021, in cui ci ricordava la fedeltà al carisma, con apertura e nel dialogo, senza lasciarci abbattere, diceva lui, delle eventuali crisi, tante volte anche provvidenziali e necessarie, testimoniando sempre la vicinanza, testimoniandoci lui a noi e noi testimoniando a tutti sempre la vicinanza con l'amore fraterno che supera ogni barriera
e raggiunge ogni condizione umana. Lui ci teneva a questo, che noi dimenticassimo noi stessi per guardare agli altri. E questa era la cosa che più mi faceva impressione. Emos, quali secondo te sono stati i punti di forza di questo pontificato? Alla messa solenne di inizio del suo ministero petrino, Papa Francesco il 19 marzo, prendendo spunto per la festa di San Giuseppe e ricordando la figura di San Giuseppe, ha messo in rilievo alcuni di quelli che lui riteneva i punti fondamentali, alcuni aspetti, cioè la custodia del creato, custodia delle persone, custodia del nostro cuore per amare meglio, ci teneva. Poi il servizio, ci teneva moltissimo, la tenerezza, e quanti esempi ci ha dato lui stesso di tenerezza. Una Chiesa povera per i poveri. E oggi, a distanza di anni, quasi mi sorprende constatare che veramente Papa Francesco ha mantenuto fissi lo sguardo e l'azione su questa rotta come su di una bussola. E poi, pensando in particolare ai dialoghi, mi pare che per Papa Francesco siano fondamentali i rapporti. Lui diceva, a partire dal rispetto verso ogni persona, e questo ogni per lui era proprio ogni, dal povero al ricco, quello della nostra Chiesa come di un'altra, dalla nostra religione come senza religione. Poi l'apertura e l'abbassarsi per elevare l'altro, anche a questo lui ci teneva moltissimo. Lui diceva le persone bisogna guardarle negli occhi, non bisogna guardarle dall'alto verso il basso, perché guardare dall'alto verso il basso significa schiacciarle. In ogni caso è uno schiacciarle, anche se non lo si vuole, è uno schiacciarle perché l'altro si sente, se guardato si sente di abbassare ancora di più la testa. Invece lui deve sentirsi di alzare la testa e di guardare dal basso verso l'alto. Spingete le persone a guardarvi dal basso verso l'alto e per fare questo dovete abbassarvi voi, poi essere radicati nella preghiera e testimoniare la gioia sempre con lo sguardo fisso a Maria, nostro modello e nostra condottiera. E qual è stata la preoccupazione più grande di questo Papa? L'ansia di un ritorno della Chiesa al Vangelo puro, alla sua testimonianza senza se e senza ma, più autentica. E da qui il suo sforzo, il suo zelo, il suo certe volte quasi insistenza, quasi frenetica diresti in certi momenti, in tutti questi anni per una riforma profonda, sincera, non solo nella Curia Romana, ma nella Chiesa intera. Poi la ricerca della concordia fra le persone, fra i popoli, sempre in vista della pace, in vista della solidarietà umana, non una ricerca fino a se stessa, ma per costruire appunto rapporti nuovi. Un'immagine che mi è rimasta impressa, molto impressa, è quella di Papa Francesco, quando solo, in piazza San Pietro, nel buio, sotto la pioggia, ha pregato per il mondo intero. Era lì, incurante della pioggia, incurante di tutto, a camminare da solo verso San Pietro, verso la casa di tutti, verso la casa del popolo di Dio. Lui camminava verso il popolo di Dio e sembrava volesse portare sulle sue spalle il dolore di tutto il popolo di Dio per presentarlo a quel Dio che lo conosceva già. Sentivo in quel suo sguardo un tale amore e una tale gioia. Sentivo dentro di me una tale gioia nel sentirmi così accolta da questo Papa. E quando arriverò in paradiso mi dirà: vieni sorella. E io dirò: mi accoglie un padre, cosa voglio di più?